terza vittoria consecutiva in campionato per la Merlo, quota 15 punti raggiunta. Partiamo subito da Mister Gallo. Mister, vittoria importante, forse quella più difficile quest'oggi, perché la Vigoro è una squadra che era sopra in classifica, ma è stata vinta con risultato di 8-3 e dunque in scioltezza. Salve, buonasera. No, in scioltezza no. In scioltezza no, perché è stata una partita combattuta, anche se abbiamo avuto 5 gol di scarto, è stata viva dal primo all'ultimo secondo. L'abbiamo preparata bene, sapevo come giocavano, infatti abbiamo chiuso le loro fonti d'azione e lì abbiamo fatto anche 3 gol così, sfruttando i contropiedi, le ripartenze. Perciò questi 3 punti gratificano me e tutta la squadra e la società che come neopromossa ci stiamo comportando bene e speriamo di arrivare prima alla salvezza sperata, poi si vedrà. Ma sono contentissimo, vero, perché questi ragazzi giorno dopo giorno stiamo cominciando a fare gruppo, squadra e poi i risultati è una conseguenza. Ma bellissima partita. Adesso invece domanda a un altro mister Ivan Gallo. Oggi presenti dei giovani in distinta, non tutti sono scesi in campo. Come li vedi anche in prima squadra? Buonasera, oggi soltanto un ragazzo avevamo in prima squadra, è di Fede, si allena bene come tutti gli altri ragazzi under che già vengono aggregati in prima squadra, con il mister che crede molto in loro come il presidente e tutta la società. Un 2007 tutto questo. Crediamo in tutti, specialmente nei giovani che ci stanno puntando tanto la società. Quanto è importante questi piccoli giocatori possano fare presenze, anche magari panchine semplicemente in campionati come quelli della C1, in partite come queste molto molto intense? Fa bene sia alla squadra che anche a loro stessi, da un punto in più che poi giocando con i pari età vedono tutta un'altra situazione in campo. Adesso invece parola al presidente, perché buonasera. Non parliamo di tattica, non parliamo di tecnica, parliamo di altro, perché noi siamo molto vicini durante la telecronaca. Cosa hai detto a Molinaro prima dei 3 gol? A Molinaro, a parte che non è una rivelazione, ma è veramente un punto fermo diventato per il mister, e oggi era importante continuare il bel lavoro svolto fino adesso e continuare a vincere. Non era facile sicuramente contro la Vigor, perché sapevamo che una squadra molto attrezzata pure lei comunque sia, quindi era uno scontro importante. L'abbiamo vinto e ripeto, l'ottimo lavoro svolto da mister Massimo Gallo, che durante la settimana soffriamo, ma poi alla fine ci ritroviamo sempre uniti. Oggi per noi questo è fondamentale, aver vinto sicuramente. Con questo ovviamente ringrazio tutti i nostri sponsor che ci supportano sempre, che sono fondamentali, chi viene a vedere le partite, che la tifoseria è aumentata recentemente, quindi questa è già una cosa molto molto importante per la società. Ringrazio Ivan perché sta facendo un lavoro importante con l'Under, insieme anche a mister Lococo, che non è qui presente, però sono soddisfatto e quindi stasera mangerò bene. Quindi questo piccolo retroscena con Molinaro cosa gli hai detto? Perché l'abbiamo sentito. Retroscena a Molinaro non si può dire quello che io ho detto, però l'ho caricato in maniera importante oggi, a livello psicologico. Io ho detto oggi segni tutto fratello, lui è proprio poi ripeto, è un punto fermo, anche oggi veramente ha dato una prova importante. Chiudiamo con il mister Massimo Gallo, una domanda sulla prossima sfida contro il Città di San Vito, una gara molto molto importante, un campo anche difficile, ma soprattutto una trasferta molto lunga. Come la preparerete e se con questi punti in classifica magari potete anche forse un attimino allentare, visto l'obiettivo stagionale? No, uno allentare no, perché non abbiamo fatto niente, abbiamo 15 punti, ma sappiamo che a dicembre tante squadre cambieranno, magari squadre che sono là sotto si rinforzeranno e allora cambierà tutto, perciò non abbiamo fatto niente, dobbiamo continuare invece la striscia positiva di queste partite e fare punti prima possibile, non siamo sazi non abbiamo fatto niente, abbiamo 15 punti, c'è ancora un campionato, 15 punti si scende a quanto pare.